Siciliacque informa che dal prossimo 1° dicembre sarà operativa la graduale riduzione dell'erogazione idrica all'ingrosso nei confronti di AICA, gestore d'ambito della provincia di Agrigento. La decisione, annunciata al distributore in data 6 novembre 2025, è stata presa a causa della grave situazione di morosità di AICA, che ha accumulato un debito superiore ai 23 milioni di euro, oltre gli interessi di mora, tra il mancato pagamento delle forniture pregresse a partire da agosto 2023 fino a oggi, una condizione resa ancora più critica dalla mancata presentazione di un accordo conforme alle condizioni di sostenibilità finanziaria indicata da Siciliacque. La riduzione della portata dell'acqua, ha notificato Siciliacque alla Prefettura di Agrigento e per conoscenza all'Assemblea Territoriale Idrica e alla Regione, sarà applicata in modo graduale e nel pieno rispetto delle normative vigenti e rimarrà valida fino a quando non sarà posto rimedio all'attuale situazione di inadempienza di AICA, che sta mettendo a rischio l'equilibrio economico-finanziario di Siciliacque in un momento in cui la società è impegnata in importanti investimenti per il miglioramento del sistema idrico di sovrambito. Siciliacque assicurerà in ogni caso un approvvigionamento all'ingrosso che consenta ad AICA la distribuzione agli utenti finali della dotazione minima prevista dalla legge. Le modalità operative del piano di riduzione terranno conto di eventuali esigenze che AICA dovesse segnalare relativamente a particolari situazioni presenti nel territorio agrigentino. La misura, conclude Siciliacque, verrà immediatamente sospesa qualora l'AICA provveda a regolarizzare la propria posizione.